A volte il vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato. Jim Morrison. Mozart o Salieri? Beatles o Rolling Stones? Da sempre nella musica, come in tutte le arti, ci sono sfide, più o meno esplicite, tra due o più artisti. Ma in realtà, chi fa la vera differenza? Come si può giudicare chi è realmente il migliore? Misurando la tecnica? La musicalità? O solamente con le emozioni che arrivano alle persone comuni? The Groove Factory Contest. Cantanti solisti e gruppi musicali si sfidano a colpi di note portando la loro musica davanti ad una giuria. 24 sfidanti, 4 per ogni puntata, si affronteranno nel corso di 6 appuntamenti per conquistare l'accesso alle 2 semifinali. Gli 8 semifinalisti dovranno in seguito contendersi il diritto di entrare in finale. Solo 4 saranno i posti a disposizione e solo uno sarà il vincitore. Conosciamo chi giudicherà i concorrenti di questa prima edizione del The Groove Factory Contest. Cindy, cantante professionista per Cindy's Project, ha partecipato al programma di Italia 1 Operazione Trionfo. Alessio, batterista di professione e direttore della The Groove Factory Music Academy. Alessandro, conoscitore della storia della musica moderna, musicista per passione e imprenditore. E se non siete d'accordo con la giuria, potrete esprimere anche voi il vostro parere. È sufficiente andare sul sito www.thegroovefactorycontest.it, accedere alla pagina Vota il concorrente preferito e seguire le semplici istruzioni. Oppure mandate subito un'email con il codice del vostro concorrente preferito a band@thegroovefactorycontest.it. Siete pronti? Da questo momento fino alla fine della puntata. Vi ricordo che il vincitore del contest porterà a casa un premio del valore di 5.000 euro composto da la registrazione di un disco presso gli studi della The Groove Factory, la realizzazione del CD completo di booklet, la stampa e distribuzione del CD tramite i circuiti musicali Musical Box Store, un servizio fotografico, la realizzazione del videoclip di un brano. Siamo alla seconda puntata. I primi 4 concorrenti hanno avuto il compito di rompere il ghiaccio. Ora, i prossimi 4 dovranno essere all'altezza di questa sfida. Andiamo a scoprire chi sono. X-Road, Glare, Next Stop, DI. Vediamo chi sarà ad esibirsi per primo in questa seconda puntata. Buonasera, noi siamo X-Road, siamo un gruppo di 4 elementi perseguitati dalla sfiga perché siamo nati diciamo quasi circa 5 anni fa. In realtà siamo nati io e mio cugino Luca, avevamo un vecchio progetto che poi cause esterne è andato a finire male. Poi abbiamo trovato Casetta, fortunatamente ha deciso di restare con noi abbiamo trovato dentro un fosso, poi è sputato lui dal nulla, anche lui da un fosso e grazie a lui siamo riusciti a ricreare anche un genere nostro, e noi lo definiamo punk for all perché non è un punk generale, cattivo, aggressivo o perlomeno sempre nella stessa ritmica, ma alla fine è un punk per tutti perché salta da melodie più cattive, più aggressive a melodie molto più tenue, molto più commerciali o comunque molto più da bambinetti. Noi veniamo da Pordenone. Poi io sono Marco, cantante. Io sono Matteo, mi chiamano Casez, suono il basso. Io sono Mauro, il batterista. Io sono Luca, sono Carpa. Mamma.
dove le immagini sono ferme, fisse, vuote, dove nessuno le osserva, dove nessuno racconta la propria storia. Ebbene sì, quelle immagini raccontano una storia, raccontano la storia passata di quegli eroi che hanno lottato per la loro libertà, per una patria, per un ideale, per un re, per una dignità. Io voglio essere così e voi dovete fare lo stesso. Lottate per la libertà, lottate per la patria, per la vostra musica, per i vostri ideali. Sapete che siete eroi, avete solo una vita e questa è la vostra vita. Siate eroi, eroi, eroi. Rieccoci qua a rompere di nuovo un po' le palle ai telespettatori. Beh, la nostra esibizione l'avete appena vista. Sudata abbastanza. Sudata benissimo, benissimo. Beh, Siamo carichi. un po' di errori alla fine è un live, ci stanno un po' di errori. Siamo eccitati. Poi veniamo da delle metropolis importanti, quindi Ci resta che dire. votateci, votateci. Anche a basta. Bene, seconda puntata, continua il nostro sporco lavoro. Presidente, a lei la parola. La parola qui... È una parola. Sì, ce ne sarebbe da dirne qualcuna di parola. Comunque direi che continua la goliardia, che abbiamo visto anche qualcosa nell'altra puntata. Il gruppo mostra di divertirsi a suonare. Stiamo parlando degli X-Road. Stiamo parlando degli X-Road, però direi che siamo ancora lontani dal suonare insieme, da portare avanti un pezzo. Io dico solamente troppo lungo, un pezzo assolutamente che non ha senso fare un pezzo che si sviluppa in questo modo. Sì, diciamo che c'era quello special buttato lì quasi sul finale. E la cosa che a me piace di tutti questi 5 minuti e 10 secondi, diciamo che quei 15 secondi di special, credo, erano secondo me la cosa buona. Spiegate cos'è lo special? Lo Spiega special cos'è tu da musicista. da musicista è quella parte che fondamentalmente non c'entra nulla con tutto il resto del brano. E qui ci stiamo alla grande. In A te è effetti. piaciuto? A me è la parte che è piaciuta del brano. Era un po', devo dire, tecnicamente magari sembrava che il brano fosse proprio finito, chiuso, tutti gli strumenti singolarmente chiudevano il brano e poi c'era questa sorpresa di questa Ma rientrata. infatti secondo me il brano doveva chiudersi lì. Era già troppo lungo, cioè lungo, invece di 5 minuti questo doveva essere un brano da 2 minuti, quindi secondo me tagliare in modo da renderlo più d'impatto, se vogliono. La presenza scenica però non Carini, era male, sì, era sì, male. sì. Perché Sì, diciamo che ci sono... visti magari su una rivista patinata avrei detto questi spaccano di brutto. Ciao, siamo i Glare, veniamo da Gorizia, abbiamo tutti e quattro 23 anni, suoniamo dal 2007 insieme, abbiamo suonato in giro per il Friuli e speriamo di suonare ancora. Io e Giulio, il chitarrista e cantante. Grazie. Io sono Eros, chitarrista, lui è Riccardo e lui è Marco, bassista. Ciao. Rock dei giorni nostri. Un po' indie, semplice. Un po' indie. Un po' indie, sì. E anche no. un po' pop. Non so cosa vuol dire Un po' indie, pop, però. sì, un po' pop. Bob Dylan. No, a noi piace il rock degli anni 70, 60-70, quindi classico. Poi abbiamo interessi diversi, quindi alla fine il nostro genere è una somma delle varie influenze che ognuno di noi ha. Siamo iscritti ai contest perché per motivi personali abbiamo poche opportunità di suonare, però crediamo di avere un buon sound e speriamo di riuscire bene in questo contest. Ciao.
andata piuttosto bene, direi. C'era un buon suono in sala. Ottimo. Sì, ottimo, veramente. Votateci. No, dovete assolutamente No, votarci. sì, dovete votarci votarci. perché ne vale la pena. Poi potete comprare il nostro disco. Votateci perché suoniamo musica semplice, adesso la musica semplice manca. Bravo, bravo. Mi ha tutto. Sono completamente d'accordo. Sono completamente d'accordo. L'avrei voluto dire io. Ciao, ciao. Three, four. Ci è piaciuto il riff, non so se si era capito. Sì. Il riff è Piacevole, bello, carino, sì, simpatico. ci si ricorda. Sì. Il fatto che ce lo ricordiamo tutti e tre. Oggi lo canticchieremo in auto tornando a casa e quindi è good. Esatto. Questa è la prova che si può fare nella musica, una cosa pur essendo molto semplice Semplicissima. ma non banale, e quindi Ma d'effetto. d'effetto divertente. Quindi complimenti al cantante, chitarrista che è Compositore. anche compositore di questo pezzo. Bravo. Il gruppo ha funzionato bene, il pezzo altrettanto. Sì, era arrangiato in maniera particolare, quindi sicuramente alcuni elementi a livello di arrangiamento, parlo in particolare della batteria, secondo me La sezione ritmica era comunque molto bene, sì, il batterista e bassista era basso tosto. belli essenziali, Esatto, e quindi sul efficaci. pezzo, quindi sul pezzo, eccetera. Un po' di fatica probabilmente cantare e suonare la chitarra insieme, Cosa che avevamo già detto di che non è una cosa assolutamente, Mazzon la puntata non è scorsa. una cosa assolutamente facile. Sono ragazzi giovani, ma questi sono bravi, quindi il mio personale punteggio sarà piuttosto alto, e mi sono piaciuti e mi hanno divertito. Sì, Sì, idem. se posso anche a me sono piaciuti nel caso non ci fosse capito. Perché lui è il cattivo, ricordatevelo No, tutti. non sono cattivo. Però se, Perché se- quello se che dorme posso- di meno di noi, esatto, quello che dorme quindi meno. sono Si molto sveglia. nervoso. No, scherzo. E se devo trovare un paio di pecche, magari Sì, è troviamo giusto, le è giusto, pecche, è dai. giusto cercare. Avrei curato un po' più il look, che è una cosa che secondo me comunque Al giorno d'oggi. al giorno d'oggi va di pari passo con la musica, anche se non siamo una sfilata di moda, siamo un contest di Certo. band, però insomma peccato quella cosa lì. È un po' più di Cazzuti! più cazzuti, si può dire, o ci mettete i bip, non lo so, però un po' più di complicità tra loro, un po' più, cioè, dimostrare che vi piace fare quello che fate. Ciao, benvenuti, noi siamo in Next Stop, un gruppo pop, rock, blues, funky, cover e non cover, qua della zona, Udine. Giordano alla chitarra, Isacco basso e cori, Flavio alle tastiere e cori e Nicolò alla batteria. Io sono Eliana, suono chitarra e canto. Abbiamo saputo un po' di questo contest navigando in internet per persone che spesso venivano qua e ci incontravamo eccetera eccetera, quindi a parole, e siamo qua essenzialmente per registrare gratis. Votateci! Votateci. Votateci. Siamo qui per voi. Ciao. Grazie a tutti, alla prossima, ciao, seguiteci live. Sometimes it's not enough to have these thoughts of you. Million lies begin to fall, 'cause darling, I know the air, and
and it's a week like me, and it's a time to live. I know you want to break free. Here I am, without sound, without you. Critical life, oh, began to fall. 'Cause darling, I know the end, and it's a week like me, but it's a time to leave. I know you want to break free. It's hard to forget you, and it's time to go home, cross the mountain, and it's time, yeah, it's hard to forget you. I must try to make you live also with me, and I will cry, yeah, 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 if your eyes won't see this layer of dust on my skin, and the tears that flow to my knees. And I wanna hear you scream, make me leave. But will you give me a love someday? Or I'm gonna take that train. Do you think that I can hold my love? Like shiver fried high as I am alone. Are you a man, or maybe I am not? I'm just but it's time to go home, cross the mountain, and it's time, oh yeah, it's time to forget you, and it's time to go home, cross the mountain, and it's time, oh yeah, it's time to forget you, yeah, yeah. Ragazzi, è andata. Next Up hanno suonato in quella stanza, molto più emozionante di altri palchi, veramente carina con questa giuria. Se ci farete passare avanti possiamo proporre l'altra canzone che è molto più potente, Funky Inside. Funky Soul. Best music ever. Ciao. Next Stop. Già finito così? Next Stop. E finalmente abbiamo sentito una ballad. Bella, io sono sempre Ecco, innamoratissima delle abbiamo ballad, sentito un quindi con me vincono Un sempre. bellentone un po' d'altri tempi. D'altri luoghi. Anni 70, sì. No? Montagne. No, nel senso mi immaginavo proprio gli Stati Uniti. Cross the mountain. A cavallo, no? Tutte In mezzo. Sì, sì. Tutte queste Cascata. belle cose qui. Una two step in New Country anche.
ci vedevo. Però siccome a me il genere è un genere che mi ispira e che mi piace, l'ho trovata di buon gusto, Piacevole. l'ho trovata suonata in punta di dita, forse anche un po' troppo, perché su questi brani qua ogni tanto L'esplosione del anche qui essere ritornello. un po' più ruvidi, un po' più sporchi, mentre probabilmente proprio anche l'attenzione a cercare di non sbagliare mi porta come al solito a rifare un po' il compitino. Però brava la cantante, brava Eliana, brava, doppiamente brava, perché anche lei che ha scritto il pezzo canta. esatto, Cosa non da poco. c'era anche una certa ricercatezza dei suoni che speriamo che si possa anche sia percepito, che È stata sia curata. percepito. È stata curata anche la dinamica l'arrangiamento, del le pezzo. tastiere, l'assolo di chitarra bello molto stile, bello. A me è eccetera. piaciuto. E quindi dai, il livello mi sembra che Buono. sia buono. Abbiamo sentito due bei gruppi, Singoli, beh, sicuramente lei, insomma, A me piace questa la cosa frontwoman. che ha in pugno la situazione, cioè la band poggia sulle sue spalle, ed è cosa rara da vedere. Parlo anche da cantante ed è sempre difficile poter aver valore a livello proprio di avere in mano la situazione. Lei ce l'ha, si vede, evidentemente è lei che scrive i pezzi e questa Sì. cosa si Ma vede. infatti si vedeva che era Si vissuto. vede Anche che questo era- gesto alla fine, non so se avete notato, Sì. una specie di battito cardiaco simulato, aveva un suo pathos, un suo... No, mi piace perché ha in pugno la band, ha in pugno la situazione, sa quello che vuole e lo ricerca nel suo gruppo, nei suoi musicisti. E questa è una cosa che mi è piaciuta, mi ha colpito. Bravi! Forse non lo scopriremo mai come si misura il talento. Ma qui da noi c'è sicuramente chi ha voce in capitolo. Siete voi che potete cambiare il corso di questa piccola parentesi della storia della musica. Ciao, noi siamo i DI e suoniamo insieme da una decina d'anni. I miei amici ve li presento subito. Al basso abbiamo Filippo, alla chitarra Rames, la nostra gran cantante Francesca, il batterista Michelin e l'altro chitarrista è Filippo. Ciao! Io sono Paolo e sono il tastierista. Presentiamo a questo concorso un rock metal melodico. Provenienza, veniamo da Lestizza, il gruppo è formato e nasce a Lestizza, poi si aggiungono diverse persone da diversi ambiti, e, Francesca di Cervignano, Ramesh da Pordenonese, Mario da Monfalcone e noi il gruppo forte di Lestizza da una decina d'anni a questa parte. Non molliamo. Il contest l'abbiamo conosciuto tramite internet, tramite un giro di voce di amici. È venuto abbastanza naturale, vista la vicinanza, presentare il CD ed eccoci qua. Votateci, mi raccomando, contiamo su di voi. Ciao. Morning tired like a butterfly, before dawn set like a dream. Knowing desires, life will go on strong. Will never be defeated. Fight for his will to live.
Ciao a tutti, sono Ramesse, chitarrista solista di Dei. L'esibizione è andata bene, dai. Ci siamo divertiti un sacco, c'era tanta tensione nell'aria, però c'era tanta eccitazione, c'era tanta energia. Io mi sono divertito un casino, è stato fighissimo. Fucking metal! I love you metal. Vai. Votateci. Mario, ci voteranno. DI, io non so cosa dire, vi faccio parlare voi e dopo vi seguo. Ma il genere è interessante, insomma, no? Magari non è tra i miei preferiti, però ho apprezzato questa specie di rock metal melodico con voce femminile, un po' si diceva prima la Evanescence, per prendere un punto dal filone. Ecco, il filone di pane. Sì, il filone di pane è quello. Carino, cioè il pezzo dal punto di vista melodico anche girava, no? Aveva un ritornello. È confezionato bene, sì. Ognuno suona il suo strumento. Aveva anche delle dinamiche, quindi insomma non era piatto neanche dal punto di vista dell'arrangiamento. Avessero usato qualcosina di più, probabilmente avendo la possibilità di farlo, perché è tutta gente anche. che sa suonare molto bene il proprio strumento, che a padronanza suonano da 10 anni insieme, quindi anche le dinamiche del pezzo si vedevano che erano belle compatte, ben sicure, eccetera. Cindy, cosa dici? Io avrei solo una curiosità di risentire la ragazza, la cantante in altri range, quindi sentirla come posa, che possibilità possa avere la sua voce in altri range proprio. Questa è una mia curiosità, vorrei sentire qualcos'altro per capire dove potrebbe dare. L'ho vista magari poco se stessa, forse, non lo so, come se ci fosse qualcosa dove lei possa lavorare meglio. E abbiamo visto due tipi di donne cantanti molto diverse, completamente tra il diverse, gruppo di prima. certo. Prima il gruppo di prima abbiamo visto la donna comandante, diciamo, che era lei che tirava un pochino le fila del gruppo. Qui invece abbiamo visto forse il contrario. Oggi si sono esibiti altri 4 concorrenti. Abbiamo spaziato dal rock blues al metal. Stiamo scoprendo che la musica che ci circonda è a 360 gradi. Vediamo il verdetto della giuria. Fino ad ora 8 sfidanti hanno suonato sotto i riflettori per diventare i numeri 1 del The Groove Factory Contest. Ora tocca a voi decidere chi sarà il vincitore. Ci vediamo domenica prossima. Ciao!